giornali sono costretti a parlare di sicilianismo, di autonomismo, cominciano a dire lombardo, inciuci, questo e quello. Con noi non vi dico che cosa ci possono fare, ma non ci possono fare niente. Altra cosa, altro punto sul quale non ho dormito una notte è questo: la nostra offerta certamente non è testimonianza se arriveremo nel Parlamento siciliano e avremo il 30% e saremo il primo partito, magari dovremo fare degli accordi per far arrivare sul 30% al 50% con altre forze. Non siamo malati di autismo, appena vedo Massimo Merighi non è abbastanza indipendentista come me, va del retro, va. No, questo no, però da qui a intrupparsi subito nella culla, in embrione, con gli schieramenti nazionali che hanno devastato la Sicilia, per me era inaccettabile. Per me era inaccettabile. Poi con le brave persone ci parleremo, con gli autonomisti intruppati nel centrodestra ci parleremo, perché noi parliamo con tutti, attenzione, ma se noi siamo gli indipendentisti, prima dobbiamo essere indipendenti dai partiti nazionali, se no che indipendentisti siamo? Però per questo ci vuole questo soggetto, queste cose strane, ho dissotterrato, queste aquile del Regno di Sicilia, molti dicono ma sta Cidduzzi, perché è vero, perché è giusto che i veneziani devono conoscere il leone di San Marco e noi lo stemma del Regno di Sicilia, ovviamente rielaborato, non lo dobbiamo conoscere, perché noi siamo stati orbati della nostra memoria storica. Non è solo una questione di pancia, è certamente una questione di pancia, ma anche una questione di identità. Io l'ho detto tante volte, lo ridirò sempre a costo di sembrare ripetitivo, io so tutto dell'antica Roma, ma della civiltà siciliota la mia scuola non mi ha detto niente. So di Atene e Sparta, ma non so di Siracusa, so dei comuni, ma non so del Regno di Sicilia, c'è il buco nero, non si sa niente. La Sicilia non ha avuto storia, non ha avuto identità. Poi per fortuna è arrivato Garibaldi e allora è cominciata la nostra storia. La Cidduzzi del Regno di Sicilia, le aquile federiciane, non lo so che cosa sono, tema. Ovviamente noi guardiamo al futuro, qualcuno ci ha pure detto ma lo stemma araldico era con lo scudo inquartato. Allora noi non siamo solo i custodi del passato, noi dobbiamo anche avere quell'elasticità di pensare al futuro. Il Regno di Sicilia nasce a Natale del 1130 e muore per l'Immacolata del 1816, appartiene al nostro passato, è nel nostro DNA. Noi non siamo i restauratori del Regno di Sicilia, noi siamo i costruttori dello Stato di Sicilia del terzo millennio. Cominciamo a guardare. Però abbiamo fatto il contenitore, ma ci dobbiamo mettere i contenuti. E vi confesso che siamo neofiti tutti in questa cosa, perché non basta aprire bottega, si potrebbero commettere degli errori. Ci stiamo pensando un po' tutti di non commettere questi errori, e forse quello che dobbiamo fare è riflettere innanzitutto di fare meno errori possibili in negativo, e poi in positivo di pensare di fare le cose giuste. Potremmo avere un'azione inefficace se scegliamo un metodo politico sbagliato. C'è un ragazzo di buona volontà che mi scrive quasi ogni giorno sulla mia pagina Facebook dicendo: ma voi vi volete presentare alle elezioni? Ma in questo modo voi, io non lo so se ci presenteremo alle elezioni, questo poi lo decideremo insieme, ma voi in questo modo riconoscete la legittimità dello Stato italiano? Poi non la dovete riconoscere, e che dobbiamo fare? Cioè noi costruiamo una grande tribù che non riconosce la legittimità dello Stato. Attenzione, noi dobbiamo vivere nel contesto in cui siamo e dobbiamo portare a casa risultati. Forse una mentalità economico-aziendale che ho, io insegno economia aziendale alla gente, dobbiamo portare a casa risultati, non ci dobbiamo fare seghe mentali, non è corretto, non è bello, a pensare come sarebbe bello. Io faccio parte della Repubblica, io non faccio parte della Repubblica Italiana. Scusami, ma e se ti rubano la macchina non vai dai carabinieri, vai dalla compagnia dei birri del Regno di Sicilia? Cioè tu ne vai quando ti rubano? Cioè sei inserito in questo contesto, quindi se vogliamo un indipendentismo moderno dobbiamo partire da una situazione che c'è, purtroppo anche dell'Europa. Le persone che mi conoscono sanno che l'Europa da qui a qui non mi scende, però intanto ci siamo. Come rinegoziare questa nostra partecipazione, vedremo. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, non definiamo oggi il migliore dei modi possibili, e attenzione, potremmo fare l'errore di imbarcare gente sbagliata. Questo lo dico in faccia, mi sembrate tutte bravissime persone e anch'io sembro una bravissima persona, ma appena cominciamo a sapere di buono, forse anche prima, nel nostro movimento verranno persone sporche, verranno persone che si vogliono fare i fatti loro, verranno persone con la fedina penale sporca, che hanno avuto problemi con la mafia, che hanno avuto problemi di vario tipo.
E noi questo non ce lo possiamo permettere, per salvare una persona che porta pure 100 voti, di perderci la faccia. Appena noi, per ora avete dato questa adesione con la mail, poi le rimettiamo tutte sul sito, uno farà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non avere carichi pendenti, dice ma se io ho avuto un debito con la giustizia l'ho pagato, per cose gravi, usura, pizzo, eccetera, eccetera. Dico, se proprio ti sei redento, aiutaci là fuori, ma noi non ti possiamo mettere dentro, noi abbiamo... E questo vale pure per me, quindi quando scopriranno tutte le magagne che ho fatto io cedo il posto a qualcun altro. Questa è una regola che deve valere per tutti, attenzione, è una cosa importante. Altra cosa, i fini che ci dobbiamo porre, e anche qui è sempre una questione di giusto mezzo. Ci sono fini troppo ambiziosi, oppure troppo prudenti, troppo generici per mettere insieme tutti, o troppo specifici. Giustamente ha girato quel documento, ma non è che mi fisso, dice ma perché giusto il limite dei contanti a 5.000 euro? Perché se hai 3.000 euro che succede? Non succede niente, è chiaro, queste cose poi si decideranno tra l'altro nel Parlamento di Sicilia, non è che le posso decidere io, quindi non troppo precisi nel programma, ma neanche troppo generici quando ti dicono qualunque cosa, perché poi la gente delle risposte le vuole e tu dici no, noi decideremo fra 10 anni quando saremo indipendenti. Non può essere, cioè dobbiamo trovare con intelligenza, perché non c'è una regola precisa, il giusto mezzo tra questi programmi, oppure errori nell'organizzazione. Io per esempio sono un inguaribile democratico, però penso che in questa fase embrionale ci dobbiamo arrivare per gradi, dal congresso in poi, negli anni che spero si possa fare quest'autunno, speriamo, dipende da quanto cresciamo rapidamente, perché vorrei un congresso rappresentativo di tutta la nazione siciliana, si costituiranno degli organismi democraticamente eletti da questo partito, si selezionerà a poco una classe politica e anche una classe dirigente. Nei mesi precedenti ci dovremo aiutare in qualche modo, non dobbiamo subito pretendere di mettere sempre tutto in discussione. Comunque, colgo l'occasione di questa riunione anche per dare delle comunicazioni. Noi abbiamo delle sedi virtuali dove ci riuniamo, nel senso la pagina di gruppo segreto dei militanti o cose di questo genere, però alcune cose mi hanno dette sin da oggi. A proposito degli interventi, dopo il mio, questa è una presentazione, farò fare un breve saluto a 3 militanti in rappresentanza di indipendentisti di Palermo, Catania e Messina, le 3 aree metropolitane, non si offendano gli altri, e 2 segretari o leader di partiti indipendentisti storici ai quali ci lega una unione, una fratellanza senza fine. E poi, se ci sarà tempo, qualche saluto, però vi chiedo perdono. Io vengo da una storia. Tanti anni fa, nel 2005, quando cominciavo a predicare sullo Statuto, fui invitato, e qui qualcuno anziano come me o più di me lo ricorderà, ad una riunione di tutti i sicilianisti a Castel di Judica. Qualcuno ricorderà questo evento scioccante della mia vita. Bisognava fare parlare tutti, ognuno si prendeva, il tempo era 20 minuti, ma ognuno meno di 40 minuti non voleva assolutamente parlare, perché ognuno di quelli che parlava aveva la soluzione al problema. Si cominciò alle 9 di mattina, alle 7 di sera si finì per stanchezza, ma alla fine non è uscito, non si cavò un ragno dal buco. Quindi noi abbiamo dei luoghi virtuali molto efficienti e dobbiamo incentivare il nostro sito e blog sul quale stiamo lavorando, nel quale ognuno può dire la sua liberamente. Ovviamente qualcosa si può dire pure ora, ci mancherebbe altro, però autodiscipliniamoci per cercare di portare a casa un risultato che è quello che in questo momento così bello possiamo avere. E sugli aspetti organizzativi ho detto, insomma, dovete accettare, questo vi chiedo scusa, che nelle primissime settimane mi muovo un po' per cooptazione, dovrò circondarmi di alcune persone che faranno da staff, un segretario, un tesoriere. Diciamo, ma chi l'ha eletto il tesoriere? Vabbè, scusate, se cominciamo così, ragazzi, fra 2 mesi già siamo sciarriati tutti quanti e ce ne siamo andati. È un comitato promotore preso con alcune persone che vengono dai vertici di Sicilianazione, si può dire, o che siano particolarmente rappresentativi, però chiaramente il momento clou di questa nostra esperienza sarà la creazione dei circoli. A quel punto, che faremo subito, a quel punto quello sarà il luogo della massima democrazia. Stavamo pensando, ogni gruppo di 8 persone minimo può costituire un circolo e fare politica domani mattina, ovviamente daremo una direttiva generale, nel nome di Siciliani Liberi, non organizzati territorialmente. Non vogliamo fare il circolo di Palermo, perché poi appena facciamo il circolo di Palermo c'è quello antipatico che si sente capuzzello, dice io sono quello che a Palermo comanda, viene quello antipatico. Abbiamo avuto esperienze brutte anche in partiti che si credevano antisistema, come il Movimento 5 Stelle, dove uno vale uno, però poi alcuni valgono più degli altri. Quindi se devono emergere delle leadership
che emergano naturalmente. Poi certo delle strutture territoriali più ampie, dove tutti i circoli si possano riconoscere e nominare un portavoce di carattere distrettuale o provinciale, le dovremo fare col tempo, però intanto io partirei con i circoli, che possono essere anche unici per ogni città, non c'è dubbio, ma ognuno si può costruire il suo. Ci possono essere circoli fatti da gente più giovane, no, alle volte io quando avevo 25 o 30 anni mi sentivo un po' in imbarazzo a stare accanto a quello di 60 anni, ma non per cosa, era un fatto di difficoltà di comunicazione, ognuno può fare quello che vuole, quindi, e questo lo faremo, e quindi arriveremo al congresso con una vita democratica già pronta, perché poi chi sarà stato più attivo, chi avrà dato il migliore contributo, chi si sarà fatto conoscere in positivo nell'attività, nel territorio, di cui c'è un grandissimo bisogno, emergerà naturalmente con la sua leadership personale.